933. Adesso ci spostiamo per incontrare un'altra amica di Uno Mattina, Giulia Clarizio, Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questa mattina parliamo di donazione, un negozio giuridico molto diffuso ma anche poco conosciuto. Perché? È un negozio il cui fondamento è il desiderio di regalare, che oggi in fondo è il leitmotiv della giornata. Quindi è importante che noi ci ricordiamo che fondamentale per la donazione è questo desiderio di donare e anche il desiderio di ricevere. È un atto solenne, è un atto importante che comporta la perdita di una parte del patrimonio di chi dona, e quindi è un atto per il quale la legge richiede una forma solenne, l'atto pubblico con il notaio e con i testimoni. Ecco, per questo che è necessario l'intervento del notaio, vero? Sicuramente, se non ci fosse l'atto sarebbe nullo. Ecco, quali sono i beni che possono essere donati? Noi pensiamo subito a una casa, a un appartamento, a un terreno, o a un bellissimo gioiello o a un quadro d'autore, ma noi possiamo regalare anche, ricevere delle prestazioni, cioè io mi posso obbligare anche a mandarti sempre qualcuno che ti assista, ad esempio, o assista un tuo parente malato, quindi anche un'obbligazione. Quando conviene fare una donazione, notaio? Quando conviene. Noi pensiamo ovviamente ai soldi, pensiamo a uno sconto, pensiamo se è più conveniente donare adesso o lasciare che si vada in successione. Non è questa la convenienza fondamentale, perché l'imposta è la stessa. È molto conveniente pensare a una donazione quando io devo risolvere e affrontare dei casi particolari, specifici, una particolare esigenza di quel momento. Ad esempio, voglio tenermi l'usufrutto di un immobile, addirittura voglio preoccuparmi di qualcun altro, allora a mio figlio dono solo la nuda proprietà, l'usufrutto rimane a me e posso addirittura prevedere che dopo di me vada a qualcun altro. Oppure, accanto a questa donazione, io posso mettere a carico di chi riceve un obbligo particolare, si chiama onere. Ad esempio qual è? O ad esempio io ti dono una biblioteca, ma ti lascio l'onere di farci andare gli studenti della facoltà di giurisprudenza della città. Notaio, quanto costa invece una donazione? Allora, una donazione è vero che è un atto che costa meno di una compravendita, ma non è sempre vero, perché le differenze dipendono dal rapporto di parentela. Se io faccio una donazione a un estraneo, per esempio se si fanno una donazione a due conviventi, l'imposta sarà quella della compravendita, ma se un padre dona ad un figlio un bene di valore 100.000 euro, ad esempio, allora potrebbe costare intorno ai 2.300-2.400. Se il figlio ha diritto alle agevolazioni prima casa, arriviamo ai 4.800 invece, o molto. Perché? Perché in questo caso è vero che non c'è l'imposta di donazione, perché siamo nella franchigia tra padre e figlio che arriva fino ad 1 milione di esenzione, ma abbiamo le imposte ipotecarie e catastali che sono pari al 3%. A proposito di figli, questi possono opporsi alla donazione che il padre fa a favore della convivente? Allora, pensiamo una cosa, noi finché siamo in vita siamo liberi di fare quello che crediamo, quindi se un padre vuole donare a chi vuole, dona a chi vuole. È chiaro che poi nel momento in cui alla morte di questo padre i figli non trovassero quella che noi chiamiamo la quota di legittima, cioè la quota di riserva, quella che lo Stato, la legge prevede che debba essere riservata ai figli, in questo caso i figli si rifaranno sulla donazione che il papà ha fatto in vita. Notaio, noi la ringraziamo, ci ritroviamo giovedì prossimo. Grazie, grazie. Adesso via le previsioni del tempo insieme al nostro utente.